Buonasera, ben ritrovati. Con l'informazione di prealpina.it, il TG delle ore 19 si apre con la situazione climatica e con le conseguenze allo stato di emergenza della Lombardia per la siccità. Infatti si somma il gran caldo di questi giorni. Oggi giornata da bollino rosso anche a Varese e provincia e preoccupano i livelli dell'ozono. Il servizio di Pasquale Martinoli. È allarme per il disagio da calore in Lombardia, un allarme che ha lanciato oggi l'ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente, sulla base del bollettino che segnala gli inquinanti e le conseguenze del gran caldo. Anche in provincia di Varese oggi è stata una giornata da bollino rosso per ciò che riguarda appunto le elevate temperature e l'umidità. Domani e domenica il pericolo scenderà a livello medio Varese, ma resta la raccomandazione a evitare tutte le attività fisiche all'aperto e in luoghi non climatizzati. A questa situazione si aggiunge l'aumento dei valori dell'ozono che per 2 giorni consecutivi hanno visto il superamento della soglia di informazione dei 180 microgrammi per metro cubo a Varese, una delle realtà più colpite insieme a Bergamo. Morale, meglio correre ai ripari. E da un'emergenza all'altra il gran caldo incide anche sulle riserve idriche. I comuni stanno reagendo con ordinanze che limitano il consumo di acqua. Siamo alla cronaca. Busto Arsizio, un uomo residente in città e proveniente da un paese dell'Africa centrale, è stato arrestato dalla polizia. Picchiava e violentava la moglie da almeno 5 anni. Ora è in carcere da ieri dopo che gli agenti del commissariato di Busto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. L'uomo è gravemente indiziato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie, sua connazionale. Cruciale la segnalazione di una collega della vittima avvenuta 2 mesi fa. Da allora gli agenti del commissariato di Via Foscolo hanno iniziato ad indagare sull'uomo e sulla famiglia appunto proveniente da un paese dell'Africa centrale fino all'arresto che si è verificato ieri. Ancora cronaca, 2 utilitarie sono andate totalmente distrutte nell'incendio scoppiato la scorsa notte in via Ancona a Canegrate. L'allarme è scattato mezz'ora dopo la mezzanotte, tra il 16 e il 17 giugno, quindi la giornata di oggi. Le fiamme hanno avvolto 2 autovetture in sosta all'inizio della via a pochi metri dall'incrocio con via Firenze. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme in pochi minuti prima che queste potessero propagarsi su alcune piante vicine e sull'aiuola a lato. Ci spostiamo a Gallarate, ascensore guasto in stazione, un disservizio che penalizza soprattutto le persone con disabilità o comunque con difficoltà motorie. Ed ecco una clamorosa protesta. I particolari nel servizio che è stato realizzato da Elisa Ranzetta. Noi siamo a Gallarate in stazione, l'ascensore non funziona, quello che conduce al binario 1, e Gabriele ci spiega qual è l'iniziativa che ha deciso di intraprendere. Allora, ieri ho inoltrato una segnalazione a Ferrovie dello Stato, l'ennesima da parte dei cittadini di Gallarate, non solo, che a questo ascensore. Io ho fatto una rapida ricerca su internet, il primo articolo che ho trovato è del 2016 in cui segnalava da parte di Andrei Ciachin del gruppo di Abbatti le Barriere che questo ascensore è fuori uso, in manutenzione, ma la manutenzione quanto dura? Può durare 6 anni. Così ho deciso di smuovere un po' la situazione, avere delle risposte certe da parte di Trenitalia, ho deciso di dare una sorta di ultimatum, tra virgolette, o riceviamo delle risposte entro la fine di giugno o io dal 1° luglio faccio partire uno sciopero della fame. Provincia di Varese e Canton Ticino pronte ad aiutarsi reciprocamente in caso di calamità. È il succo dell'intesa firmata questa mattina a Pollegio nel corso di una conferenza transfrontaliera incentrata sui rapporti tra Svizzera e Italia, avvenuta al termine dell'esercitazione congiunta denominata Odescalchi 2022. Il protocollo d'intesa è volto a disciplinare, in caso di emergenze transfrontaliere, il reciproco supporto tra Canton Ticino e la prefettura della provincia di Varese, sulla scorta di quanto già attuato tra il Ticino e la prefettura di Como a seguito della prima esercitazione Odescalchi del 2016.
Siamo allo sport, ciclismo, niente World Tour per la Tre Valli Varesine nel 2023. L'UCI, Unione Ciclistica Internazionale, ha infatti deciso di non inserire nuovi eventi di alcune nazioni, tra cui l'Italia, nel calendario del massimo circuito mondiale del 2023. La società ciclistica Alfredo Binda aveva presentato lo scorso aprile la candidatura ufficiale per la 102esima edizione della Tre Valli Varesine all'UCI World Tour, ma la sede dell'Unione Ciclistica Internazionale ha fatto sapere che non si aggiungerà alcuna gara italiana, francese, spagnola o belga al prossimo calendario. Questo per favorire l'inserimento di competizioni di altri paesi emergenti. Bene, con il ciclismo si chiude questa edizione del TG ore 19 di Prealpina.it, appuntamento con la nostra informazione che si rinnova domani alle 13. Buona serata.